Tumori ereditari ed endocrinologia oncologica, e questo è il tema del nuovo appuntamento dedicato all'Istituto Oncologico Veneto. Siamo entrati nelle strutture di via Gattamelata per approfondire queste tematiche con due professionalità interne allo IOV, la dottoressa Stefania Zobato, che è direttore dell'unità tumori ereditari ed endocrinologia oncologica, e la dottoressa Francesca Schiavi, che è responsabile del laboratorio di oncogenetica endocrina. L'unità tumori ereditari si occupa proprio di questo setting di pazienti, cioè pazienti che hanno neoplasie di tipo genetico ereditario. Sono dei pazienti un po' particolari che hanno delle caratteristiche diverse perché hanno l'insorgenza di questa neoplasia non per cause ambientali o comunque cause esterne, ma per cause proprio genetiche, quindi per un qualcosa che loro si portano sin dal concepimento, nascita, per tutto il corso della vita. Quindi anche la gestione di questi pazienti è un pochino diversa, per questo che è nata questa unità per la diagnosi e poi per tutto il percorso che questi pazienti dovranno fare. Quanti e quali sono i tumori ereditari? Si può fare una classificazione? Ci sono magari delle insorgenze diverse rispetto a tumore a tumore? Allora, i tumori ereditari sono un certo numero di tumori che, devo dire la verità, sono destinati un pochino a crescere nel tempo, perché le acquisizioni che noi abbiamo nel tempo sono che mentre, diciamo, se parliamo di qualche anno fa parlavamo solo magari di tumore ereditario della mammella e del colon, nel corso degli anni sono stati identificati dei nuovi geni che ci permettono proprio la possibilità di testare pazienti con neoplasie che fino a quel momento non erano considerate ereditarie, ma che invece poi nel tempo lo sono diventate grazie alle scoperte scientifiche. Quindi ad oggi abbiamo numerosissimi tumori che possono essere considerati tipo ereditari, una serie di tumori endocrinologici, tiroide, surrene, ipofisi e altri tipi di tumore, il tumore della mammella, il tumore dell'ovaio, il tumore del colon, il melanoma e anche il tumore del rene, che io dico il neonato perché sono dei tumori che fino veramente a pochissimi anni fa non avevano questo tipo di possibilità di causa, mentre ora grazie alla scoperta di alcuni geni effettivamente hanno anche questo tipo di eziopatologia. E cosa si può fare di conseguenza per i pazienti? Allora, per i pazienti intanto diciamo, la frase standard che noi diamo quando li vediamo in ambulatorio è quella di dire grazie al fatto di aver evidenziato, identificato una mutazione genetica, io ti do l'opportunità di fare un percorso diverso, personalizzato, quindi il tipo di follow up, che per follow up intendiamo il numero di esami o il tipo di esami che proponiamo, e anche il tipo di cure possono essere personalizzate grazie al fatto di avere queste acquisizioni. Quindi il paziente di tipo genetico ha l'opportunità di avere un'informazione importante che cambierà proprio la storia naturale della sua malattia. Quindi si parla sempre di più di una personalizzazione del percorso di cura. Assolutamente sì. Io sono convinta che siamo ancora in una fase molto precoce di questi tumori, ma grazie a queste acquisizioni e a quelle che avremo nel futuro, sicuramente avremo la possibilità di personalizzare ancora di più queste situazioni. Ad oggi possiamo fare quella che noi chiamiamo la diagnosi precoce, quindi una prevenzione di tipo secondario, soprattutto per questi pazienti. Mi spiego meglio, non possiamo fare una modifica a livello del loro assetto genetico, ma posso identificare molto precocemente la malattia e quindi intervenire e, tra virgolette, salvare la vita a questo paziente, perché il percorso di cura e il percorso proprio della sua stessa vita è destinato a essere cambiato. In futuro le porte sono aperte perché probabilmente avremo delle altre possibilità ancora più importanti, ancora più incisive per questi pazienti. Intendete questo per prevenzione oppure c'è un altro tipo di prevenzione che si può fare? Allora, per questi pazienti noi abbiamo due tipi di prevenzione, io dico sempre abbiamo due strade che possono scegliere. La strada della prevenzione primaria, cioè io cerco di fare in modo che non mi venga fuori la malattia, purtroppo come detto prima non agendo a livello genico ma agendo a livello di organo, quindi io in qualche modo abbatto il rischio agendo sull'organo che è l'organo bersaglio. La seconda strada, che è quella che è più attuata ad oggi, è quella della prevenzione secondaria, cioè io sono in grado di identificare questa patologia molto
molto precocemente e grazie a questo cambio la storia naturale del paziente. Questo grazie anche comunque al supporto di farmaci, di interventi chirurgici o di altri tipi di interventi che veramente mi riescono a cambiare questo tipo di evoluzione di malattia. Dobbiamo distinguere due grossi sottogruppi di persone: le persone che hanno già una malattia oncologica e che hanno una mutazione genetica, quindi che si sono accorti dopo di avere la mutazione genetica rispetto all'insorgenza della malattia, e questo tipo di gruppo, queste persone, hanno un iter comunque oncologico con le loro cure e anche un iter di controlli dedicato da parte degli oncologi generalmente. E poi abbiamo un grosso sottogruppo di persone, non le chiamo pazienti perché sono persone appartenenti a famiglie dove ci sono tanti casi di tumori in cui è stata identificata una mutazione genetica, loro stessi da sani hanno avuto l'opportunità di identificare la stessa alterazione e quindi vengono sottoposti a protocolli di sorveglianza. Cosa sono i protocolli di sorveglianza? Non sono altro che una serie di esami proposti adatti alla situazione, proposti all'interno appunto di questi famosi ambulatori dedicati, che fanno in modo che questi pazienti intanto non si sentano soli, non si sentano abbandonati, si sentano presi in carico e nel momento in cui sorgesse il problema abbiano già tutto il loro percorso delineato per potersi curare. Mi chiedo un'ultima cosa, c'è un'età anagrafica di riferimento dove iniziare a sottoporsi a determinati controlli oppure piuttosto che iniziare ad accertare uno stato di salute? Allora, il tutto dipende dal tipo di patologia. Noi abbiamo delle patologie che purtroppo insorgono anche in età pediatrica, quindi abbiamo delle famiglie in cui sono state identificate delle mutazioni genetiche, per esempio per alcuni geni molto, molto seri, che in qualche modo si acquisiti dai bambini, perché la trasmissione è sempre da parte di una persona che ha la mutazione al figlio, non con un rischio del 100% ma con un rischio del 50%, quindi se il figlio acquisisce questo tipo di alterazione anche già da piccolo può avere dei problemi, per cui questi bimbi vanno comunque monitorati con esami adatti alla loro età ovviamente. Ci sono altre situazioni, faccio l'esempio tumore della mammella, in cui non è necessario proporre troppo precocemente questo tipo di esame, perché effettivamente queste persone se si ammalano all'età adulta, quindi non parliamo mai prima dei 25 anni, per cui lo stesso test può essere proposto a 25 anni in questo gruppo di persone. Assieme alla dottoressa Francesca Schiavi andiamo a capire quali sono le attività del laboratorio di oncogenetica endocrina, attività di laboratorio che sono relative ai tumori ereditari, quali sono? Esattamente, allora il laboratorio si occupa dell'attività diagnostica delle forme ereditarie che vengono viste in ambulatorio. Specificamente il nostro laboratorio studia i tumori endocrini e renali, mentre altri laboratori studieranno la parte della mammella, ovaio e colon. L'intenzione è quella di identificare delle varianti che hanno un significato patogenetico e che quindi predispongono all'insorgenza dei tumori. Tecnologie permettono di identificare molte più varianti, studiare più approfonditamente e più estesamente i geni che predispongono, che con le scoperte degli ultimi anni sono sempre più numerosi e quindi rendendo sempre più difficile il nostro lavoro. Una grande parte anche dell'attività è data proprio dall'interpretazione di queste varianti che noi troviamo, perché come l'idea è quella di leggere un libro, di cercarne gli errori e di capire se questi sono veramente degli errori o se è una parola che può essere scritta in maniera diversa. E il lavoro del laboratorio comunque è sempre inserito all'interno del gruppo multidisciplinare della clinica e laboratorio, che devono comprendere il significato mettendo assieme tutti i tasselli del puzzle, perché l'interpretazione verrà data anche e sostenuta dalle informazioni cliniche che ci vengono date dai clinici che vedono il paziente. Mi ha già anticipato su quali tipi di tumore vengono studiati, ma c'è una motivazione sul perché sono questi tipi? Questi tipi di tumore derivano dalla nostra storia. Noi siamo partiti con lo studio del feocromocitoma, che è un tumore della midolare del surrene, un tumore raro, ma questo tumore è presente in molte sindromi
che predispongono a più tumori in diversi organi, e da lì, approfondendo le diverse sindromi, quindi abbiamo iniziato lo studio di diversi tipi di tumore. Ovviamente lavorando con gli endocrinologi abbiamo approfondito lo studio genetico delle patologie associate all'endocrinologia. Poiché molte di queste sindromi prevedono anche il coinvolgimento del tumore renale, è stato facile il passo di estendere lo studio anche ai geni che sono predisponenti a vari tipi di tumori renali, in quanto nel momento in cui trovavamo una famiglia con un particolare tumore renale non associato ai geni che già studiavamo, il desiderio di capirne le basi genetiche ha fatto sì che ci specializzassimo anche nello studio degli altri possibili geni coinvolti. In questo momento il nostro laboratorio è impegnato in degli approfondimenti sempre relativi a queste sindromi. Le nostre ricerche sono sostenute sia da fondi di ricerca ministeriali, ma anche abbiamo diversi progetti che sono sostenuti dal 5 per 1000, e in particolare un progetto del 5 per 1000 è focalizzato sullo studio di una particolare mutazione in un gene che predispone la formazione di tumori renali ereditari, che abbiamo trovato frequentemente nel Veneto. Questo permette di identificare un numero di soggetti a rischio di sviluppare la malattia e quindi fare un'azione di prevenzione su questi che noi chiamiamo carrier a rischio. Non ci fermiamo a identificare solo i soggetti, ma anche a capire quali nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche possano essere applicate in queste famiglie. E vogliamo vedere se in questi pazienti le cellule tumorali circolanti possono avere un significato prognostico, e andiamo a approfondire l'assetto genetico di queste cellule tumorali circolanti, che sono quelle che potrebbero andare poi a formare metastasi o altri tumori.